Arabo-Nica, cioè molto diverso dalla città di Tamisa, e Tamisa c'era una medina, anche dove noi andremo nelle piccole viuzze, e poi un'Alcazaba, l'Alcazaba cioè la cittadella ufficiale. Partecipano di un'altra processione, ma in questo caso non è una processione di passione, come quella che vi spiegavo, e ha un carattere molto più festivo. I said, I'm a virgin, I should go straight in. Allora dai, Piazza della Costituzione, e volendo perché anche perché del simbolo Allora nel centro a sinistra,
ancora volendo lì. Tu la conosci? Hai visto? Io ho parlato del tema. Guardate, c'è un palazzo particolare qui a destra che attira sempre molto l'attenzione con quella cupola e quella forma dorata sopra, che è una stupa, cioè tempio buddista, il centro culturale a destra. Questa è la parte antica di Benalmádena che è molto bella, un po' della linea di Mijas, e guardate c'è anche dal promontorio con la chiesa sopra, vedete? La chiesa di Santo Domingo, questa è la Medina antica e tutto il paese storico, e fino alla strada. E dopo tutto quanto vediamo sotto è la parte meno alta della chiesa permanente, più c'è la teleferica che va su al picco Calabozo, c'è la valle dove noi passeremo domani, la valle del Limone. Guardate del Limone come viene chiamata, peccato che c'è tutta la foschia, guardate via, è senza coperta di neve, ancora se siete andati a Granada l'avete visto, tutto pieno di neve, c'è una strada, allora con la maglia